C'è una grande ansia legata a un decreto della Befana che io non so sinceramente se arriverà. In questo momento noi abbiamo rotto il patto di stabilità e le conseguenze sono molto pesanti, tant'è che io ho preso in mano la penna, carta e penna e ho scritto al Presidente Napolitano. Ecco, è una controlettera rispetto a quella che ha mandato Orsoni chiedendo a Napolitano di ripristinare il decreto Salva Venezia. Sì, non si può, lo dico sinceramente, anche per rispetto, io ho scritto a Napolitano, per rispetto alle altre città d'Italia che hanno rispettato il patto di stabilità e le regole del patto di stabilità che impongono meno sprechi e meno debiti per ogni città. Che figura ci facciamo? C'è già Roma che ha fatto del suo su questa vicenda, ci inseriamo anche noi a non dare il buon esempio rispetto alle altre città? Io questo ho scritto a Napolitano. Seconda vicenda, come possiamo dimenticare gli sprechi di questa città? Il sindaco lancia grida lacrime di coccodrillo, ora si preoccupa degli stipendi dei 3.000 dipendenti, si doveva preoccupare prima, ci dovevamo preoccupare prima quando abbiamo siglato 300 milioni di euro di derivati. Abbiamo fatto opere inutili lì ferme, io voglio ricordare a tutta la città che al Tronchetto c'è un immobile a destra del Tronchetto quando si entra al Tronchetto che ci è costato 50 milioni di euro, chiuso da 3 anni e si chiama Interscambio Modale delle Merci ed è lì chiuso da 3 anni, buttati 50 milioni di euro. E che dire della vicenda del ponte di Calatrava? Che dire del buco nero che c'è al Lido con il Palazzo del Cinema e l'ospedale al mare? Abbiamo perso anche lì 50 milioni. Che dire del fondo immobiliare del comune che ci è costato fino ad oggi 50 milioni di euro e non siamo rientrati di un euro perché sono tutti immobili lì da vendere invenduti. Però il sindaco si difende dicendo che il bilancio è sano, è il patto di stabilità che costringe il comune di Venezia ad accantonare fondi. No, il patto di stabilità non è che costringe la città di Venezia, sono regole conosciute da 5 anni che vengono rispettate da tutti i comuni di questo paese, tranne qualcuno che continua a sprecare. La nostra città sì, ha dei conti in ordine e ci mancherebbe. Qual è la città italiana che ha introitato 23 milioni dalla tassa di soggiorno? Io vorrei che qualcuno si chiedesse come vengono spesi 23 milioni di euro della tassa di soggiorno, perché noi godiamo di entrate che nessuna città gode. Guardate che chiamiamola IMU, poi non so come la chiameremo l'anno prossimo, sarà tale, sulle seconde case, siamo tra le città più ricche d'Italia come introiti dalle seconde proprietà, basti pensare a quello che c'è a Venezia e a quello che c'è in giro in questa città. E la tassa di soggiorno, abbiamo avuto introiti per 23 milioni, dalla ZTL Bus, i famosi pullman che arrivano in città, altri 12 milioni di euro, da multe abbiamo introitato 14 milioni di euro. Allora il sindaco non può piangere, deve guardarsi a quali che sono le entrate vere di questa città e fare un bilancio rispetto alle priorità vere. Invece purtroppo ci siamo accorti in questi anni che di sprechi ce ne sono state una montagna e pertanto adesso si paga il conto.